Abbiamo in linea il sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, che prima abbiamo citato, ne ha parlato prima Laura Puppato, ha chiesto di intervenire. Sindaco, ci dica. Buonasera. Buonasera a tutti. No, mi è stato riferito perché purtroppo ero fuori sede, questa sera ero in relax, che io sarei un estimatore della finanziaria di Renzi. Allora, premesso che io non sono un leghista, non sono iscritto, rappresento una lista civica che ha l'appoggio della Lega, io personalmente sono indipendentista e quindi ogni giorno che passa sono sempre più convinto per quello che opera anche questo governo. Allora, io ho denunciato Renzi perché non mi lasciava mettere a posto le scuole. Figuriamoci, gli dico che è bravo perché finalmente con un ritardo clamoroso mi lascia spendere i soldi poi in cassa come comune. È uno dei peggiori governi che io abbia mai visto. Non posso certo essere un estimatore. Tra parentesi, all'interno di tutti i provvedimenti che ci sono, che stiamo esaminando, ci sono delle cose che sono ulteriormente peggiorative per le attività comunali. Quindi, insomma, vorrei ristabilire un po' la verità dei fatti senza che qualcuno si metta in testa di dire delle questioni. Tra parentesi, qualcuno che sta in Parlamento e fa provvedimenti che sono anti-venetisti, anti-veneti, anti-cittadini, anti-non so che. Allora, Szumski, aspetti che Laura Puppato così vi sentite, vi parlate, perché lei voleva precisare a sua volta. L'ho saputo direttamente dalla sua voce e lo ringrazio molto. Io non volevo e non vorrei mai che lui diventasse un estimatore del centrosinistra e tantomeno di Renzi. Non l'ho mai immaginato, non l'ho mai pensato. L'ho citato perché appunto non lo è. E mi fa piacere che lei abbia confermato, Szumski, che nell'ultima finanziaria i comuni veneti, così come tutti i comuni virtuosi di questo Paese, esattamente come abbiamo chiesto come veneti, d'accordo, che possano spendere i fondi che i loro comuni hanno e che non sono riusciti nel corso degli ultimi 10 anni, perché c'è stata una progressione negativa, a spendere andando purtroppo a doverseli tenere. Mi avete rapinato 200.000 euro della IMU di mia pertinenza, non mia, dei miei cittadini, perché forse mia non me ne fregherebbe. Non diciamo fesserie. No, perché diciamo, finalmente... lei lo ha appena detto. Szumski, scusi, lei ha appena detto che le lascia spendere i soldi che sono suoi. Basta, punto, mi basta. Prima non era così, mi basta. Fanno qualche miliardo questa roba, mi basta, capisce? Vuol dire che i sindaci possono spendere ci avete rapinato, e questa è stata una battaglia dei parlamentari veneti. Ma non è certo merito suo né ma è anche merito mio, mi lasci dirlo, perché sono una parlamentare veneta e l'ho voluta questa cosa. Laura Puppato, uno alla volta, prego sindaco. Scrivo e faccio battaglie e avete sempre detto che bisognava ridistribuire, invece ci fregano tutte le altre regioni e a noi ce la mettono in culo, mi si permetta sto termine, è ora di finirla. Lei ha appena dichiarato quello che a me interessava e la ringrazio molto, cioè che ora potete spendere i vostri soldi, punto. Questo volevo che fosse chiaro. Voglio sentire. Mi fa piacere, basta. Lei ha confermato quello che io ho detto. Non certo per merito vostro. La ringrazio molto, buon anno. Senta sindaco, a parte questo, siccome il titolo è un altro anno nella melma, punto interrogativo, lei come la pensa su 2016, guardi, cosa prevede? Un piccolo problema, ho visto che la senatrice si ingilla di alcune cose. Io ho appena perso per pensionamento due dipendenti comunali dell'anagrafe. Siccome la legge non mi permette di assumerne come voglio, devo andare a attingere solo di uno dovrò attingere dalle ex province. Nessuno di questi ha mai fatto l'anagrafe. Dovrò aspettare che ci sia un procedimento burocratico immenso che sono immaginati per averli poi via regione. Nel frattempo però io dovrò chiudere il sabato l'ufficio anagrafe che era aperto al pubblico perché con quelli che mi sono rimasti non riesco a garantire la copertura. Questo è il risultato di questi provvedimenti, pur essendo un comune virtuoso, pur spendendo meno, pur avendo una bassa percentuale, grazie a questi che stanno in Parlamento, evviva! Mentre al sud fanno quello che vogliono. No, non è così. Scusate. Non è più così. Ma come non è più così? Ma vada a vedere i numeri. Non è più così grazie al centro-sinistra. Le dico di più, Szumski, la ringrazio un'altra volta perché lei ha confermato, non avendo sentito la trasmissione, io non posso assumere, informazione che io avevo dato. Non posso assumere. Questa è la verità, il sabato sarà.
Non No, posso io assumere. la Va ringrazio bene. Non perché lei ha dato posso, un'altra sabato è chiuso informazione l'ufficio, utile. da sabato è chiuso l'ufficio, questo è un regalo per i nostri cittadini che sono bravi, Lei pagano le assuma il tasse dipendente della e sostengono provincia. soprattutto questi parlamentari Ascolti qua. me che ho fatto il sindaco, assuma il dipendente della provincia che vedrà che è perfettamente nella condizione di fare ufficio anagrafe Ma alla io l'ho migliore chiesto, delle ma condizioni, senatrice, alla si migliore delle informi, condizioni, si glielo informi. garantisco, glielo Senatrice, si informi, garantisco. non posso assumerlo, ho fatto richiesta perché la legge mi obbliga, ma non me lo danno ancora. Ma se ne avevi perché due lo deve fare paghi. una Ma burocrazia no, non hai capito clamorosa, niente allora. Perché sapete Ancora, solo fare te lo ripetiamo. Va burocrazia, bene. sapete solo fare burocrazia. No, non solo, ma le dico Solo burocrazia sapete no, fare. cosa stiamo cancellando. Non possiamo. Solo burocrazia. La telefonata non si può interloquire con chi ha il telefono perché ci sono due audio diversi, abbiate pazienza. Sindaco, allora, grazie, se vuole aggiungere qualcosa lo faccia da solo perché altrimenti non si capisce niente. Aggiunga quello che vuole per concludere. Mi piace che si venga a dire che si può assumere. Io devo prendere tale graduatorie regionali perché il personale viene passato alla regione, non so quando me li daranno, intanto io chiedo l'ufficio, grazie, e poi vedremo se questa persona che non ha nessuna esperienza dovrò spendere soldi per formarla, grazie ai loro soldi che spendiamo noi però. Grazie Sindaco. Possiamo chiedere Grazie. tutto, che toglie tutto, tagliare la spesa pubblica e dopo non va bene.